il comandante della Legione Carabinieri Veneto, generale di brigata Maurizio De Talmo Mezzavilla, il proprietario di Villa Giusti, professor Giovanni Battista Lanfranchi. Attenti! Presentati! Onori ai caduti! Si ripete qui nell'occasione della celebrazione della firma dell'armistizio e della fine della Prima Guerra Mondiale. Come diceva bene lo speaker, qui il 31 ottobre del 1918 iniziò il processo di fine delle ostilità di una guerra mostruosamente crudele e tra le più gravi mai avvenute nella storia umana, per concludersi nel pomeriggio del 3 novembre con l'accettazione delle condizioni di resa chieste dall'Italia all'impero austro-ungarico. In quel pomeriggio crollava un grande impero che aveva dominato l'Europa per molti secoli e, citando una famosa canzone, per quell'epoca, per quel periodo, fu la fine dei sogni di gloria di un'intera generazione. Questo armistizio portò l'Italia ad avere una vera, grande, importante vittoria, con la riconquista di Trento e Bolzano e con la conclusione del messaggio portato dal Risorgimento fino alla fine della guerra. Fu una grande vittoria che permise all'Italia di diventare una potenza riconosciuta a livello mondiale. Tuttavia, questa vittoria fu ottenuta a prezzo di un numero spaventoso di morti e di feriti, di cui Padova fu un testimone importantissimo, essendo stato il comando dalla rotta di Caporetto fino alla fine della guerra. E in questo senso il sacrificio di tutti i caduti che abbiamo ricordato con la deposizione della corona deve restarci a monito per valutare quanto la pace sia un elemento essenziale nella vita delle società. Vorrei concludere però con un ringraziamento particolare. Ringrazio ovviamente tutte le autorità presenti, ma vorrei ringraziare in particolare le Forze Armate. Oggi è la loro festa nazionale, a cui ho partecipato molte volte quando ero ufficiale, e credo valga la pena ricordare quanto hanno fatto, ma soprattutto quanto stanno facendo in molte parti del mondo al riparo da attacchi di vario genere e soprattutto offrendo un sacrificio molto importante per la nostra nazione. Grazie a tutti i militari presenti per la loro continua assistenza alla nostra nazione.